L'Italia dei Valori si è fatto carico di aspettare e rispettare le indicazioni del Presidente della Repubblica e con senso di responsabilità intende partecipare a questa proposta di una manovra correttiva più equa per le parti sociali tutte e nello stesso tempo di fare in modo che i mercati internazionali sappiano che l'Italia intende far quadrare i conti. Ovviamente se far quadrare i conti vuol dire prendere i poveri cristi e lasciare fuori gli evasori fiscali, la casta e la cricca, vedrà il nostro voto contrario, seppur in breve tempo. Le opposizioni, il fronte unito delle opposizioni oggi si è dimostrato saper essere anche un fronte unito di un'alternativa di governo, con proposte concrete per una manovra correttiva più equa e più giusta nei confronti di tutte le parti sociali. Il governo ha la responsabilità di non mettere il voto di fiducia e di venire incontro a questa buona volontà delle opposizioni, perché questa fiducia, così come proposta al governo, noi dell'Italia dei Valori non la potremo mai votare, appunto perché toglie ai poveri e dà agli evasori fiscali. Niente ostruzionismi, perché abbiamo bisogno di dare regole certe ai mercati internazionali, ma è certo che questa manovra è iniqua e ingiusta per le classi sociali più deboli e per coloro che vogliono la ripresa economica. E per questo è una manovra che vedrà il nostro voto contrario, convintamente contrario, perché è offensivo per le classi sociali più deboli e per il sistema delle imprese. Ma certamente non faremo alcuna opposizione preconcetta, alcun ostruzionismo, daremo indicazioni di 5, 6, 7 emendamenti costruttivi insieme alle altre opposizioni anche per fare di questa manovra una manovra più equa. Nel rispetto del dolore della famiglia e di tutto il Paese verso quest'altra vittima della guerra, l'Italia dei Valori rilancia in modo forte e chiaro l'appello alle istituzioni, al Paese tutto, perché dica basta, si dica basta a pensare di risolvere i conflitti internazionali con la guerra. Un giorno tira l'altro, un morto tira l'altro. Che ci stiamo a fare in Afghanistan e in Libia? Aspettando il prossimo morto? Ecco perché dobbiamo dire basta a questa ipocrisia e dire le cose come stanno. Siamo in guerra, in una guerra non voluta e che non risolve in alcun modo i conflitti.